La commemorazione dei defunti nella giornata di ieri è stata occasione per l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Francesco Montenegro, per far riflettere sul significato della morte. Non è solo un tragico evento a cui non si può sfuggire, afferma l'arcivescovo, e davanti al quale dichiarare la resa, ma per chi crede è il più grande atto di fede, di speranza e carità. Ed ancora, la morte può dare senso alla vita, anzi riempie la vita di senso. Parole forti quelle lanciate da Don Franco alle coscienze, ai cuori di chi crede, alle tante persone che ieri hanno avuto modo di ascoltare le sue messe, prima in mattinata ai piedi del sacrario dedicato ai caduti in guerra nel cimitero di Bonamorone, poi nel pomeriggio al cimitero di Pianogatta, occasione anche per ribadire gli stessi concetti e consegnare ai cittadini una statua del Cristo Redentore offerta dal comitato del cimitero di Pianogatta. Questo Cristo con le braccia aperte a cui tutti dovremmo guardare, perché quelle braccia aperte sono segno di una speranza e di un'accoglienza da parte di Dio. Sino a quando quelle braccia resteranno aperte, io dico, per noi davvero c'è speranza e tanta. L'importante è saperci rifugiare in quelle braccia, imparare da Lui che ci è presentato a noi come Maestro e come Fratello. Ricordati anche i migranti morti il 3 ottobre 2013 nella tragedia al largo di Lampedusa. Alcuni di loro sono sepolti proprio a Pianogatta. E anche questo è stato un segno che abbiamo voluto dare. La morte ci accomuna tutti, non fa differenza né di razza, né di età, né di colore della pelle. E l'aver pregato per i morti, aver sentito tutti questi nostri fratelli che hanno perso la loro vita nell'acqua, in questa tomba liquida che è il Mar Mediterraneo, abbiamo pregato anche per quanti sono riusciti ad arrivare alla terraferma e continuano a sperare in un futuro migliore. Cercheremo di abbellire queste cappelle, le cappelle degli extracomunitari che sono qui sepolti, perché non è giusto che ci sia questa differenza. Questi poveri sfortunati nella vita non devono essere sfortunati anche nella morte. Cercheremo di fare una raccolta per completare queste cappelle degli extracomunitari.